Amici, oggi è la volta dello zeppolone di San Giuseppe al forno, con le zeppoline intorno. Andiamo a vedere questo impasto fatto totalmente a mano, senza impastatrice, senza sbattitore, soltanto a mano. Una crema pasticcera spettacolare che mantiene il ricciolo proprio per la zeppola di San Giuseppe. Andiamo a vedere questa spettacolare lavorazione. Quindi iniziamo subito con la pasta bignè, facendo il classico sistema che ho fatto per tutte diciamo le ricette di pasta bignè, zeppole, zeppoloni, eccetera, eccetera. Quindi, tranne per la pasta bignè fritta, che è diversa, contiene meno grassi, quindi questa contiene più grassi perché è a forno. Quindi iniziamo subito nel mettere l'acqua in un pentolino. Mi raccomando, pentolino capiente, così facciamo tutta la lavorazione stesso nel pentolino senza cambiare pentola. Se volete cambiare il recipiente poi durante la lavorazione è facoltativo. Quindi acqua nel pentolino. Allora mettiamo come sempre l'acqua in un pentolino, il sale e il burro, che è sostituibile ovviamente alla margarina, diciamo anche con lo strutto e anche con l'olio volendo. Quindi portiamo al bollore sciogliendo bene tutta la quantità di burro ovviamente e inseriamo all'interno la farina 00 comune, perché è una farina normale semplice, a meno che non trovate una farina molto debole per biscotti non va bene una farina 00 normale. Quindi facciamo asciugare il composto sul fuoco e spegniamo. Quindi adesso possiamo inserire le uova una per volta. Diciamo che un trucchetto è quello di fare direttamente l'impasto nel pentolino ancora tiepido. Facciamo passare 2-3 minuti prima di inserire le uova, ma diciamo che il pentolino che è ancora caldo aiuta poi, anche se io, perché in tanti video che ho fatto anche delle zeppole, mi dicono che metto troppe uova perché viene molle. Perché? Perché quando lo inserisco nel pentolino che è ancora tiepido, il composto tende ad asciugarsi ovviamente stesso nel pentolino. Quindi questo è un indizio, diciamo che io poi alcune cose non me ne accorgo neanche che le faccio, però poi modificano poi il risultato, diciamo, proprio dell'impasto, perché se lo mettiamo in un altro recipiente non è come il recipiente ancora caldo che va ad asciugare l'impasto. Quindi io inserisco 5 uova, una per volta. Quindi facciamo stare il composto giusto 2 minuti, così giriamo un po' e poi possiamo inserire anche le uova. Quindi un uovo per volta, io inserisco 5 uova in questa ricetta. Ovviamente se usate una farina di buona qualità 00 darà un risultato migliore, come sempre tutte le cose di qualità danno un risultato migliore sia in cottura che poi ovviamente anche di qualità in generale. Quindi adesso ancora un altro uovo ed è pronto il tutto. Guardate, rimane il becco di gallina fermo ed è pronto. Ovviamente questo impasto si può fare benissimo con uno sbattitore elettrico oppure con planetare. Quindi mettiamo il contenuto in un sacco a poche e andiamo a governare direttamente su teglia da forno. Quindi che faccio? Prendo una teglia centimetri 20 e vado con un po' di farina a creare proprio un cerchio. Quindi prendiamo un bel becco grande per le zeppole, il più grande che c'è, quello riccio, la misura più grande, e quindi vado dall'interno, non dall'esterno del cerchio, così vado a non allargare troppo il cerchio. Faccio prima uno strato, lasciando più o meno al centro un cerchio di 5-6 centimetri, poi faccio doppio strato ancora sopra e poi l'ultimo proprio in cima e lascio un po' di pasta, vedete, sia nel sacco a poche che nel pentolino per fare le zeppoline piccole. Ovviamente poi le quantità sono sempre indicative perché è sempre una questione di manualità e lavorazione. Quindi da premettere, questo non è la Paris-Brest perché è lo zeppolone, cioè con al centro è un po' più chiuso perché deve essere come una zeppola gigante. Quindi con la mano che faccio? Vado a vedere un po' se posso raddrizzare qualche parte che è un po' più storta, in questo modo. Adesso inforniamo a 180 gradi, vediamo durante la lavorazione quanti minuti impiegherà a cuocersi. Quindi ideale forno ventilato e per circa 55-60 minuti, se avete statico va bene 190 con un piccolissimo spiffero aperto per tutta la cottura e voilà.
ed è pronto, dopo circa 55-60 minuti. Quindi che faccio? Prendo il restante pasta bignè, metto in un sacco a poche sempre con beccuccio piccolo, quello riccio piccolo, più o meno diciamo una misura media, medio piccola, e vado a fare le restanti zeppoline, quello che escono. Ovviamente le faccio un po' più piccole così ne usciranno di più per fare giusto tutto il contorno dello zeppolone. Vi ripeto, questa è tutta una questione di manualità e di lavorazione. Vedete, ho consumato il tutto e voilà. Quindi inforniamo sempre a 180 gradi, ventilato preferibilmente, o va bene anche statico, sempre per 15-20 minuti e sono pronte. Quindi adesso proseguiamo con la crema. In un pentolino inseriamo zucchero, quindi prepariamo una crema pasticcera ben solida, come vi dico sempre, e automaticamente c'è un po' di zucchero in più. Quindi zucchero e amido insieme, giriamo, facciamo sabbiare, così aumentiamo la solubilità dell'amido. Quindi adesso inseriamo tutti i tuorli e amalgamiamo questi 3 ingredienti fino ad ottenere una pastella. Nel frattempo mettiamo il latte bollente all'interno man mano fin quando non diventa una pastella sempre più morbida, vedete? In questo modo cremosa. Adesso posso inserire anche tutto il latte perché la pastella si è diciamo liquefatta. Adesso inserisco un cucchiaino di vaniglia, zucchero a velo vanigliato che ho fatto io, vi lascio il link in descrizione, per realizzato, oppure bacca di vaniglia o vanillina, la solita buccia di limone. Andiamo sul fuoco a fiamma bassissima fin quando non si va a solidificare il tutto e si asciuga totalmente la crema. Quindi a questo punto metto una bella frusta all'interno a fiamma bassissima fin quando non arriva al bollore e voilà, crema perfetta e pronta. Quindi la metto all'interno di un recipiente a raffreddare, vado a girare sempre di tanto in tanto. Prima del raffreddamento totale un pizzico di sale, perché il sale è indispensabile. Provate senza sale, poi mettete il sale, che differenza. Quindi tutto pronto, proseguiamo con la farcitura dello zeppolone. Quindi tutto ben freddo, zeppoloni, zeppoline, crema pasticcera, ovviamente freddissima. Che faccio? Vado centralmente a bucare proprio con un coltello classico da pane, girando per tutto lo zeppolone. Così lo vado a tagliare e voilà, perfettamente, è un'alveolatura spettacolare. Fatta a mano, senza planetaria, non è male. Quindi prendiamo di nuovo lo stesso becco che ho fatto lo zeppolone e vado a mettere all'interno circa la metà della crema totale ottenuta, perché deve essere bello pieno all'interno, quindi lo zeppolone è lo zeppolone ripieno di crema. Ovviamente si può fare anche crema chantilly, fragole, fragoline, frutti di bosco, tutti i gusti possibili e immaginabili. Ma io lo faccio classico con le amarene, vedete, amarene sciroppate di alta qualità, le vado a schiacciare con tutto il loro sciroppo in modo tale da avere un sugo di amarena spettacolare all'interno, che cola anche quando poi andiamo a tagliare la fetta, che per gli amanti dell'amarena non è male. È proprio, quindi dopo messo l'amarena faccio un giretto di crema proprio per attaccare sopra, se no durante il taglio si stacca il coperchio dall'amarena, giustamente. Quindi adesso metto una zeppolina proprio al centro per chiudere, proprio per mettere la crema dopo, e faccio una spolverata di zucchero a velo idroreperente. Vi lascio il link in descrizione, io l'ho fatto da me, si può fare anche con lo zucchero a velo normale, però lo zucchero a velo idroreperente lascia lo zucchero per parecchio tempo, altrimenti si va a sciogliere, giustamente. Quindi crema, restante crema centralmente, amarene ovviamente abbondante, e finisco con le zeppoline e la crema restante. Sulle zeppoline piccole prima la crema e poi lo zucchero a velo, altrimenti si stacca giustamente la crema se mettiamo prima lo zucchero, come si fa. Quindi completiamo il tutto e voilà ragazzi, guardate che spettacolo, sembra un trofeo. Quindi vado a fare il taglio, vediamo all'interno come si presenta, che ve lo dico a fare, già si può prevedere questo spettacolo. Metto anche giustamente la zeppolina sulla fetta e voilà ragazzi, adesso vado a fare il mio assaggio. Amici, avete visto che spettacolo, proprio la lavorazione in sé per sé, non neanche il risultato proprio finale, è proprio, diciamo, passo dopo passo che si arriva a un risultato del genere. È bello proprio a vedere durante la lavorazione
tutti i passaggi, la lievitazione dell'impasto ovviamente naturale e poi la crema pasticcera che fa il suo dovere dando quel tocco di gusto spettacolare allo zeppolone. L'amarena in superficie più è di alta qualità e più ovviamente è buona. Quindi io vado a fare l'assaggio di questo zeppolone che lavorando mi è venuta una voglia di mangiare incredibile, quindi adesso finalmente. Allora, come sempre, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale Simone Esposito Pasticcere e anche su tutti i social, sempre come Simone Esposito Pasticcere, praticamente ovunque. Allora, io continuo a mangiare perché non ce la faccio, che buono.